Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, ben ritrovati nel mio canale YouTube. Oggi è il 25 di aprile e mi piaceva l'idea di fare questo video per parlare di una festa tipicamente veneziana che è la festa del Boccolo. Oggi è il 25 aprile, è festa della liberazione, festa nazionale, è anche il giorno in cui si celebra il patrono di Venezia, che è San Marco, quindi anche la festa di San Marco. E quindi per noi veneziani oggi è veramente una doppia festa, infatti è una giornata che sentiamo moltissimo. C'è una tradizione che viene celebrata a Venezia da moltissimi secoli, che è quella del boccolo. Boccolo in lingua veneziana sta per bocciolo, il boccolo è un bocciolo di rosa rossa. C'è una leggenda molto bella che viene tramandata, che risale probabilmente al IX secolo d.C. E questa leggenda narra la storia d'amore tra due giovani e lei si chiama Maria e lui si chiama Tancredi. Si tratta però, come spesso succede, di un amore apparentemente impossibile, perché Maria è la figlia del doge, mentre Tancredi è un giovane ragazzo che appartiene al popolo. Quindi il problema per il loro amore è la differenza di lignaggio, la differenza di classe sociale. Il loro amore però è troppo forte, loro non riescono a separarsi e Maria dice al suo Tancredi che è certa che suo padre, cioè il doge, accetterebbe la loro relazione se lui si distinguesse per delle gesta valorose. Tancredi, follemente innamorato di Maria, decide quindi di arruolarsi e di partire e di andare a combattere accanto a Carlo Magno. Così avviene, lui combatte. È veramente un ragazzo molto coraggioso e molto valoroso e purtroppo però cade in battaglia, viene ferito a morte, cade dal suo cavallo e cade sopra un roseto di rose bianche. Dal suo corpo ferito sgorga del sangue, il suo sangue rosso bagna, intride una rosa, lui fa in tempo prima di morire a cogliere la rosa, di porgerla al suo compagno e di pregarlo di portare questa rosa bagnata del suo sangue alla sua amata. Il suo compagno mantiene la promessa, torna a Venezia, trova Maria, le racconta l'accaduto e dà questa rosa alla ragazza. Lei prende la rosa, si narra che si chiuda in un silenzio totale e il giorno dopo Maria viene trovata morta con la rosa rossa intrisa del sangue del suo Tancredi sul petto. Quel giorno era il 25 di aprile. Ecco perché a Venezia si festeggia il Boccolo. Che cosa facciamo noi veneziani? Ripeto, questa è una festa molto sentita e normalmente ogni innamorato omaggia la sua amata di un bocciolo, di un bocco, cioè di un bocciolo di rosa rossa. Poi però, come spesso avviene, come sempre avviene direi, il simbolo e la tradizione prende un significato più ampio, quindi i veneziani donano una rosa rossa anche alla madre, alla figlia, alla sorella, alla zia, ma non più soltanto un uomo. Io ad esempio posso regalare una rosa rossa a mia madre o a mia figlia. Quindi diciamo che l'accezione di rosa rossa come simbolo d'amore totale e veramente immutabile diventa un'accezione più vasta, più grande. Questa è la storia del boccolo. Ora, per quelli di voi che erano interessati a sentire raccontare l'origine di questa festa, di questa tradizione, il video potrebbe anche terminare qua. Quelli di voi che invece hanno ancora voglia di ascoltare un po' le mie riflessioni sul fil rouge, in questo caso ci sta veramente questo termine francese, che collega vari elementi simbolici, possono continuare a seguirmi ancora per qualche minuto, perché mi sono divertita a vedere nella simbologia come e dove viene usata la rosa rossa e che significato viene dato al colore rosso. Per quanto riguarda la simbologia, sappiamo che tutti i fiori hanno un loro significato in base al linguaggio dei fiori, che ogni rosa ha un suo significato, ma in particolare la rosa rossa sta a simboleggiare amore, passione. Ciò che simboleggia la rosa viene poi ripresa anche da molte tradizioni. Ad esempio, se noi pensiamo alla mitologia, non possiamo non ricordarci il mito di Venere e Adone. Si racconta che Venere cerca di dissuadere il suo Adone che voleva partire per una battuta di caccia, perché lei, con un intuito tipicamente femminile,
avverte, ha come un presagio nefasto, prova a dirgli di non partire, ma Adone minimizza, dice no, beh, insomma io devo partire per la caccia. Così avviene e Adone però viene ferito a morte. Si racconta che dal corpo ferito di Adone sgorgasse del sangue e da questo sangue nascesse un roseto di rose rosse meravigliose. È molto bella, è molto interessante da visitare. La Villa Emo, che si trova a Fanzolo di Vedelago in provincia di Treviso, villa progettata da Palladio e affrescata al suo interno interamente da Giovan Battista Zelotti, il quale dedica una stanza di questa villa al mito di Adone e Venere, e in una parete c'è un affresco che rappresenta esattamente questo momento, cioè Adone ferito a morte, il sangue che sgorga e il roseto meraviglioso, bellissimo che nasce. E la simbologia la troviamo, la simbologia della rosa intendo, della rosa rossa, la troviamo anche in molti altri scenari. Pensiamo ad esempio ai Rosa Croce. I Rosa Croce sono questo gruppo di persone che hanno sicuramente dei punti di contatto con la massoneria, i quali hanno come loro simbolo quello di una rosa rossa, non a caso si chiamano i Rosa Croce. E sembra che la loro origine vada ricercata addirittura nei Cavalieri Templari e nella ricerca del Santo Graal. Anche per quanto riguarda la mitologia e l'astrologia abbiamo già fatto degli accenni, anche queste due conoscenze sono molto correlate. Nella mitologia il dio della guerra è Marte. Marte è il dio della guerra, quindi il dio dell'aggressività, il dio della forza, a volte della violenza, del coraggio. Marte è anche un pianeta che viene nominato non a caso il pianeta rosso, e Marte, il pianeta Marte nell'astrologia è il governatore del segno dello Scorpione, e al segno dello Scorpione viene assegnato il colore rosso. Quindi il filo, la liaison, cioè la comunicazione tra vari elementi di varie discipline, di varie epoche, di vari luoghi geografici sono sempre in contatto, e questo secondo me è l'aspetto più affascinante. Il rosso è il colore del fuoco, è il colore del sangue, è il colore della forza, della passione, dell'amore, è il colore della regalità. I re, soprattutto nelle tradizioni e nelle culture occidentali, vestivano di rosso, proprio perché il rosso sta a simboleggiare la loro appartenenza a questo alto lignaggio e la loro regalità. In tempi molto più recenti il colore rosso è diventato anche il colore simbolo della lotta della classe operaia, perché la classe operaia ha sacrificato spesso con la vita e quindi con il sangue che è rosso la loro vita stessa in virtù, diciamo così, per difendere i loro ideali. Il colore rosso è anche molto importante per quanto riguarda la cultura cristiana. La cultura cristiana si avvale del colore rosso molto spesso, soltanto in certe occasioni, quindi per quanto riguarda la vestizione dei preti, dei cardinali, dei vescovi, eccetera, soltanto in certi momenti dell'anno, quindi che hanno certe corrispondenze liturgiche, possono vestire il colore rosso. Non a caso noi i cardinali li chiamiamo anche i porporati, proprio per questo motivo. Quindi vediamo come sempre quando si vanno ad indagare, ad analizzare questi elementi e queste dimensioni, si vede che nulla è mai fine a se stesso e nulla è mai scollegato da altre dimensioni, da altri scenari molto più ampi. E la cosa veramente più stimolante è quella di provare a cercare dei punti di contatto, proprio perché io più studio queste cose più mi rendo conto che nulla di ciò che riguarda la storia dell'uomo, la sua storia in senso lato, sia lineare. Non c'è un inizio, non c'è una fine. In realtà tutto ciò che riguarda la storia dell'uomo è circolare, e quindi i punti di contatto si susseguono e continuano ad essere presenti, ad essere molto vivi. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che spero di avervi intrattenuto e divertito per qualche minuto. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, come sempre vi invito a mettere mi piace, vi invito a scrivere eventuali vostri commenti, considerazioni, suggerimenti, spunti nelle note del video stesso, oppure se vi piace di più potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica, che è arianna.gambirasi
@gmail.com. Scriverò anche la mail come sempre qui sotto comunque. Vi ringrazio ancora molto, vi auguro un bellissimo 25 aprile, vi auguro una buonissima festa di San Marco, vi auguro una bellissima festa del Boccolo e vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima volta se avrete voglia di stare ancora un pochino insieme. Vi ringrazio ancora e mando un bacio a tutti. Grazie!